Buongiorno Italia. No, no, buongiorno un cazzo, proprio un cazzo. Allora, ti spiego cosa è successo. Cioè, robe da matti. Le comiche qua, le comiche a Jesolo. Allora, sai come singano, no, i suoi attacchi di panico, eccetera. Vabbè, è iniziato a venire fuori il sole, eccetera. Non stavo proprio male, andare via in ambulanza come al solito, però ho detto, vabbè, mi fermo un attimo, butto lì un attimo il camper nel parcheggio. Appena mi passa un attimo riprendo, continuando, vado avanti, no? E cosa succede? Io ero seduto qua di spalle nella dinette, a 1,5 metri circa ci sono i tergicristalli, quando poi mi giro trovo la multa, cioè robe da pazzi, cioè ti danno la multa alle tue spalle con te seduto, è una cosa, io non ho parole. Ecco qua la mia bella multina e ho chiamato quasi subito, mi hanno detto di fare ricorso, eccetera. Cosa vai a fare ricorso? Più il tempo, il gasolio che sprechi della multa, che alla fine sono 30 euro. Però questo per me è furto, perché qualsiasi cosa sia, tu mi chiami, cioè sono qui di spalle, cioè, mi dici c'è qualche problema, va tutto bene, oppure se non c'è nessun problema vai a fare il biglietto, ti sposti, cioè, non ho parole, veramente, non so cosa dirti, sono allibito, a parte che non so neanche se per legge si possa dare la multa di divieto di parcheggio a uno che è dentro il veicolo. Fossi stato nel letto o cose del genere, no, faceva anche caldino, quindi ero seduto proprio nella dinetta di spalle, tutte le finestre, i finestrini aperti, perché circolasse un po' di aria, insomma, e non lo so, cioè, no comment ragazzi, no comment. Questi sono i famosi problemi di delinquenza che hanno a Jesolo, quindi vetri delle macchine scassati perché ti rubano le cose, ti rubano le moto, ti rubano di tutto, in più ti fermano anche per darti le multe più assurde, ti fermano, ti danno la multa se hai 2 cani nel baule, per carità è vero, per legge non si può, ma chi mai si è pensato di dare una multa del genere? Nessuno, solo qua perché devono far cassa. Idem, dare la multa a uno che è seduto dentro al camper di spalle a 1,5 metri dalla tua manina che mette la multa. Cioè io non... Quando ho chiamato mi dicono non te ne sei accorto? No, non me ne sono accorto sinceramente. Cioè, roba da matti. Cioè, metti anche successo quando sono andato a pisciare, ma quanto ci metto io a pisciare? 10 secondi, cazzo, cioè non è che sto un'ora a pisciare, 10 secondi. Vabbè dai, dimentichiamo qua, niente video per oggi, basta, chiudiamola qua, dimentichiamola. Buongiorno Italia, beh buongiorno tra virgolette, quindi buongiorno un cazzo perché mi si è staccata per l'ennesima volta il dente, sono di nuovo a Sandona, mamma mia, non ci credo, ma hanno messo anche gli aganzi nuovi, tutto diverso. In questi giorni, vabbè, volevo raccontare, no, come alcuni tu sanno, sto cercando, tra virgolette, cioè mi sto guardando molto attorno per un camper nuovo, no? L'unica cosa che ho è i soliti discorsi, in più guarda, stavo facendo i lavoretti al mio, guarda, il mio bellissimo piano di appoggio per lavorare, per fare tutte le mie cosette. Vabbè dai, a parte quello, altre news, diciamo, visto che ti ho buttato proprio degli spezzoni così senza senso, aspetta che non devo ridere, mi raccomando. Altre news, ecco, le sospensioni completamente andate, sempre peggio, adesso proprio il camper dondola come una macca e quando prende tipo le buchette, i tombini, senti proprio tutto secco, no? Proprio andate. Allora... prenderò le posteriori ad aria, le monterò assieme al Michele e mentre per le anteriori sto diciamo andando un po' in giro a sentire dei preventivi per montare delle Monroe davanti. Più o meno siamo sulle 3,50 manodopera inclusa le anteriori della Monroe. Ma aspetta, perché già che siamo qua, no, ti faccio vedere, vedi, ho attaccato qua i PC sotto qua, praticamente non li vedi neanche, no, sono quelli rossi che c'erano nella porta, perché aspetta che li anche a buio, guarda cosa ha messo Singano, guarda che figata, e anche di qua in legno come avevo detto, perché adesso appena voglio, appena riesco mi faccio la porta come avevo detto, bianca e marrone, insomma, ecco. Dovrò anche riverniciare il bagno tra le cose che mancano, e tra le cosette invece che abbiamo fatto io e il Michele, sì, non ho ripreso perché eravamo distrutti, perché ho fatto il video della partita che per i suoi amici, guarda, mi ha aggiustato la finestra, adesso la puoi chiudere qua con questo qui che io mi ero preso, vedi, quello tac, quello fisso, non quello a scatto, così la posso aprire quanto voglio, ma soprattutto non devo spingerla fuori per richiuderla, hai capito? È così, 1,
E numero 2 anche quella del bagno, questa l'ho comprata e guarda, tac, ora anche la finestrella del bagno, va che roba, cioè quando faccio la cacca posso dialogare con i miei vicini, no? Oppure posso usarlo come smoking area, come dicevo, no? Anche questo che lo chiudo fin dove voglio, insomma, ecco, quindi senza la necessità di spingerlo. Questo mi è utile per quelle volte che di solito parcheggio il camper con la parte frigo su per le siepi, in modo che non gli arrivi il sole nel frigo, no? Vabbè, dai, dirai cos'è sta roba? Guarda, è una carta bellissima, è anche un po' ruvida, no? Al tatto, molto bella, color legno, presa su Amazon, casomai se mi ricordo ti metterò il link in descrizione, e mi voglio fare l'interno qui della porta che era tutto mezzo potacciato, ho tolto tutto e adesso metto quella. Poi speriamo bene qui e qui. E cosa non da meno qui, poi la parte sotto qui diciamo della tenda e poi tutta la parte destra. Ovviamente dovrò smontare l'oscurante con le zanzariere, così gli do anche una pulitina dentro, perché la zanzariera fa fatica diciamo a chiudersi, e via. Il portabicchieri di plastica, che comunque manco mi piace, lo tolgo e lo butterò via o lo regalo, visto che comunque i bicchieri di plastica saranno banditi, ma in ogni caso non li uso, non li voglio usare. E basta, sarà tutto molto più carino, insomma. Poi vedi, vabbè, perdona le luci perché vabbè è sera, sono qua in Monega, sanno là. Allora, vedi che gli ho attaccato i limoni con la retina, più o meno era quello che volevo io volevo la maca, ma proprio non riesco a trovarla da nessuna parte, la maca per la frutta, no? E in corda. E allora vedrò di trovare un'altra retina come questa, magari un po' più robusta e magari color grigio, insomma, perché il giallo è proprio bam, un pugno nell'occhio, color maca, dai. Voilà, la parete fa abbastanza difficoltà, diciamo, ad attaccarsi, nel senso che fa tante bolle, perché vabbè dietro non era perfettamente piatto. Adesso mi è rimasta questa, ma non riesco a farla andare via, il resto sono riuscito a spianare tutto. I ganzetti, questa volta in alluminio, non più rosso china, glieli sto attaccando qui sul legno, così non mi tira giù la carta, che qua non riesco proprio a spalmarla. Sotto è venuta anche bene, qua sopra niente da fare. Sto prendendo le misure, vedi, mi sono segnato per farli della stessa distanza, poi qua al centro ne metto un altro. Questo per le presine, poi chiudi e vedi non toccano, quindi perfetto. Va anche detto che con le mie Amsterdam presine nascondono la bolla che ce l'ha, quindi dai. Oh no, non c'è stato proprio niente da fare, cacchio, stirato, ma la bolla resta lì. Buongiorno Italia, cioè fantastica la storia. Allora ho il camper dal meccanico a riparare, a cambiare le sospensioni. Allora ho detto vabbè, vado in bici, cazzo se ne fregano. Di passaggio vedo il negozio quello delle bici dove ho preso la bici, ho detto ma quasi quasi cambiamo le scarpe anche alla bici. Stanno montando le gomme lisce, no? Quindi fino a mezzogiorno sono appiedato. Qua siamo a Jesolo, in piazza, non mi ricordo che piazza è. Diciamo che di là c'è Piazza Drago, poi alle... Cos'è? Già da stasera abbiamo organizzato, non dico un raduno, però insomma un piccolo incontro con Andreas e quello del T4 e forse altri, insomma, se vogliono aggregarsi alle foci del Delta del Po. Prevedo già che devo farmi la doccia con l'Autan, vediamo, insomma, non ci sono mai stato, non so, speriamo sia un bel posto. Guarda i noni atletici di prima mattina, guarda che roba, altro che singano, guarda, è lussica va. E via. Guarda qua, quello si è fermato un attimo e è già pronto a dargli la multa, non l'Audi, la macchina dietro, no? Come a me quella volta là in piazza Milano, ti ricordi, che ero dentro al camper e mi ha dato la multa mentre ero dentro al camper? Cioè le comiche proprio qua. Ma che figa, la corvettina degli austriaci. 4 scarichi, porco cane. Ma è anche Tamarro Edition? Con la lettoncino, che roba. Ecco sì, esatto, sì. Vedi, qua Singano qualche anno fa, ma neanche tanti, insomma, cioè relativamente pochi anni fa, ci ha fatto l'asilo perché io d'estate ero sempre a Jesolo, perché mi avevano un negozio, no? Tra una roba e l'altra, amici, poi morose, questo e quell'altro, quindi io le estati le ho sempre fatte a Jesolo, insomma, quindi è un po' la mia città, diciamo, tra virgolette. Wow, altre 2 ore di casseggio, non so cosa fare, porco cane, devo andare a prendere la bici a mezzogiorno, sono le 10. Vabbè, siccome non so come farmi passare il tempo, vado dentro in chiesa a fare 2 o 3 foto, così mi alleno. Il Merlos. Se viene qua, è che non avendo zoom, io stavo giocando a fare le foto, ma niente, devo accontentarmi. Vedi, questo è il mio massimo zoom che è la Sony, guarda, occhio, guarda. Cioè che tra l'altro vedi a grandezza naturale praticamente quando zoomi. Oh ragazzo, 70 euro di pneumatici,
Adesso sì, te li devi ciucciare bene perché cazzo 70 euro come minimo adesso glieli sfoggio a tutti gli amici sul canale, dappertutto. Porca miseria, sono robe del lusso ste qua. No vabbè dai, sono quelli anti-foratura, anti-quanti, anti-mufaro e anti-acaro, non so, e con l'interno camera da 3 mm. Va bene dai, tutto contento, no? Quando me li ha montati mi fa costano un po' di più e vabbè dai, insomma cazzo, cioè sono anti quanti, là è una buona gomma e insomma sai che le cose di qualità le pago anche volentieri. Ho detto fra me vabbè dai, sarà 30 euro, porca troia, 70 euro. Sì ragazzo, quindi niente, ciucciati bene le mie belle gommine da skate, che fare che bei gommine da skate, da tenerle rincurare, no? Come si dice da noi, da tenerle con cura, no? Tutte messe via bene, pulite, porca troia. Insomma, come ieri, no? Praticamente avevo e ho, perché non le ho ancora perse, le chiavi, no? Quelle per aprire il baule e i servizi, tipo la portella del bombolone GPL, eccetera eccetera, no? Sì, sto parlando del camper. E andando in giro a provare a fare queste coppie nessuno riusciva a farmele perché mi spiegavano serviva una piastrina particolare, non erano chiavi normali, eccetera. Poi insomma ieri che ero in giro, no, con l'Alessia in giro in bici trovo tipo un ferramenta così, ho detto guarda che proviamo a sentire anche là, no? E mi fanno sì basta sapere come si fa eccetera, gli altri non sapevano, vabbè, tutta la sua filippica dietro, e alla fine vabbè me le ha fatte e io in tasca avevo tipo 2 euro così, ho detto vabbè di solito costano 1 euro, 1,50 euro, anche se qua è un po' più caretto, 2 euro vado tranquillo. 6 euro, porca troia anche là, cazzo culo, cioè, mi stanno depilando peso di un silk qua, mamma mia, è una roba incredibile. E vabbè, alla fine fortuna che c'era la Lescia, me li ha prestati lei 5 euro in modo da prenderle lo stesso. Vabbè, a me la Lescia avanza 5 euro, vabbè, probabilmente anche giustificato perché magari sarà un altro tipo di materiale o che ne so io, insomma, non lo so. So solo che ho speso 6 euro per una coppia e una chiave, così.